Hai mai pensato a come una normalissima serata di sabato possa trasformarsi in un istante in una scena da film poliziesco? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Oggi parleremo di una storia che arriva alla Carbonia, iniziata con un banale posto di blocco e finita con delle manette. Resta con me e capirai come il nervosismo di un ragazzo abbia svelato un'attività di spaccio che operava nell'ombra, proprio nel cuore di una delle nostre città. La scena si svolge a un centro di Carbonia, è sabato sera. Una volante della polizia è in giro per i suoi soliti controlli e decide di fermare un'auto. È in quel momento che l'agitazione del passeggero, un ragazzo di 26 anni del posto, fa scattare un campanello d'allarme negli agenti. Più che una semplice notizia di cronaca sarda, è un pezzo della nostra realtà quotidiana, che fa parte delle storie che accadono nelle nostre strade. Ma quello che la polizia si ritrova addosso è soltanto la punta dell'iceberg. C'è un secondo ritrovamento, infatti, avvenuto poco dopo, che ha sigillato il suo destino, dimostrando che non era un caso. Ma te ne parlerò tra poco. Decido così di perquisire il ragazzo, e dalle sue tasche esce la conferma dei loro sospetti. 10 piccole dosi di cocaina, già confezionate e pronte. Insieme alla droga, 150 euro in contanti che hanno tutta l'aria di essere denaro sporco. Episodi come questo ci costringono ad aprire gli occhi. Lo spaccio non è un problema astratto, un veleno che scorre silenzioso nelle nostre comunità, anche in città come Carbonia, e che troppo spesso attira nella sua trappola i giovani. Il lavoro degli agenti non è finito per strada. Il loro istinto li ha guidati fino a casa del ragazzo, e lì, durante la perquisizione, hanno avuto la conferma che cercavano. Sono saltati fuori altri 7 involucri di cocaina e soprattutto altri 300 euro in contanti. È stata questa scoperta a chiudere il cerchio, a trasformare un'ipotesi in accusa concreta che ha portato alla convalida del suo arresto. A questo punto la mia domanda per te è questa. Al di là del lavoro eccezionale delle forze dell'ordine, qual è il nostro ruolo come cittadini? Cosa possiamo fare noi concretamente per arginare questo veleno e proteggere i ragazzi?